Grazie. Comunico che sono state presentate questioni pregiudiziali. Ha facoltà di intervenire il senatore Morra per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Prego. Colleghi, quello che andiamo a decidere a breve ha una rilevanza che non devo certamente sottolineare, però proprio per questo motivo mi sento in dovere di ricordare a tutti quanti alcune riflessioni che anche in Commissione sono state avanzate, e cioè che quello che noi usiamo come immagine della giustizia, e cioè la bilancia, ha un suo senso unitario per quanto di fatto consti di due parti, di due piatti che debbono rappresentare visivamente il concetto di eguaglianza solo e soltanto se si riesce a mantenere un perfetto equilibrio fra le due parti. E questo concetto di giustizia è quello che rappresenta la Costituzione appunto in due parti: la prima, quella che contempla i principi, e la seconda, quella che presenta le norme organizzative. Se noi anche impercettibilmente, anche inintenzionalmente andiamo a modificare questo rapporto di forze, questo equilibrio così instabile, noi produciamo un danno che può essere irreversibile, per cui invito tutti veramente a prestare la massima attenzione a queste riflessioni. Voi maggioranza volete toccare sostanziosamente questo equilibrio, e però io devo ricordare a tutti, ivi compresi noi del Movimento, che questo è un Parlamento che ha poco titolo ad intervenire, quantomeno a livello morale e poi politico. Capisco che forse il livello morale interessa pochi, ma io sono sempre stato portato a credere che la morale fondi la politica, a differenza di quello che forse altri qui ritengono, perché quello che io rimprovero per l'ennesima volta è difetto di moralità. Ora, una legge elettorale che la Consulta ha definito con la sentenza numero 1 del 2014 incostituzionale, non soltanto ci dovrebbe indurre a maggior prudenza, perché al massimo possiamo manutentare ma non revisionare in profondità, ma poi questa stessa legge viene di fatto conservata in molte leggi elettorali che normano tuttora l'elezione dei consiglieri regionali. E allora, ciò che rappresenta per la Consulta vulnus, e cioè l'abnorme premio di maggioranza concesso a chi vince anche se con una maggioranza relativa assai limitata, e poi l'impossibilità per il cittadino di scegliere perché la preferenza in alcune regioni non è garantita e ci sono listini bloccati, benissimo, questi due vulnera vengono reiterati in Costituzione attraverso la codificazione di leggi elettorali regionali che questi difetti hanno e che permetteranno di non eleggere, mi si consenta, di nominare nuovamente, perché un'elezione indiretta di secondo grado con questo regime partitocratico è semplicemente una nomina, i futuri senatori del Senato delle istituzioni territoriali. E poi ancora, noi andiamo a toccare ben un terzo degli articoli della nostra Costituzione. Non ci si dica che è un intervento leggero, impalpabile, di efficientamento e di ricerca della massima efficacia possibile. E non lo si dica perché se noi volessimo veramente, Ministro, efficientare il processo legislativo, sappiamo tutti che cosa fare, lo sappiamo tutti. Riprendo un suo monito, Presidente Grasso,
permettere al Senato di lavorare un pochino di più, perché noi lavoriamo normalmente dal martedì a pranzo al giovedì a pranzo, e se quindi lavorassimo dal lunedì al venerdì tutto questo agevolerebbe la produttività della Camera, che viene ad essere oggetto di profonda revisione da questo DDL. Dobbiamo disciplinare la fase emendativa, e qua tutti sappiamo che molto spesso in aula ci troviamo a confrontarci con emendamenti di cui non conosciamo la natura, perché in Commissione non sono stati effettivamente studiati a dovere, perché sono stati immediatamente ritirati e accantonati per l'Aula, al fine appunto di evitare un'indagine seria, sostanziosa sullo stesso. E soprattutto dobbiamo invitare l'Esecutivo a non inondare il Parlamento di decreti legge, ma questo è un invito che cade nel vuoto, perché il governo ormai decreta, che è un piacere, come si suol dire con Anacoluto, da più decenni, per cui, citando uno stile tacitiano, qui si vuole uccidere il bicameralismo perfetto, ma mi sembra che si uccida un uomo morto, perché il bicameralismo perfetto è proprio di un Parlamento che conserva la facoltà legislativa, e i governi da almeno un paio di decenni questa facoltà legislativa ai parlamentari l'hanno sottratta. E poi ancora, se non si avranno le maggioranze qualificate che la nostra Costituzione per fortuna impone, noi tutti dovremo andare al referendum per validare ulteriormente questo DDL. Ma in questo referendum, altro problema, si sottopone una materia del tutto inglobata, del tutto eterogenea, per cui, presentando ad esempio la soppressione del CNEL, soppressione da tanti auspicata, perché questo ente, per quanto costituzionalmente legittimo, non è mai stato fatto lavorare, in quanto il governo ben raramente ha chiesto pareri al CNEL. Benissimo, per quanto tutto ciò sia auspicabile, viene proposto all'interno di un pacco. Allora ditelo chiaramente, voi state confezionando un pacco agli elettori, ai cittadini. È come se offriste un dolce decente alla fine di un pranzo disgustoso, e francamente il referendum, se si deve fare per parti separate, affinché i cittadini possano scegliere cosa vada conservato e cosa vada modificato. Nel merito, il 1429 offende gli elettori cartesianamente anche e soprattutto con l'istituzione di un nuovo Senato. La nuova composizione del Senato della Repubblica è caratterizzata infatti dall'elezione indiretta e mista, questo è un eufemismo, mi ricorda la Macedonia, dei suoi componenti, svincolandoli dalla primaria fonte democratica da cui deriva la sovranità del nostro sistema, come ricordava prima di me appunto la senatrice De Petris, l'elezione a suffragio universale e diretto che con tanta fatica abbiamo conquistato e che poi forse bisogna rimuovere, perché forse nel futuro, in un futuro in cui bisognerà recuperare produttività, come mi sento dire da colleghi del PD, bisognerà recuperare produttività rendendo la società italiana sempre più simile ad un mercato e non ad una democrazia. Ma la democrazia è questo, la democrazia è ascolto, facoltà di ascolto e dialogo, anche se qualcuno che sembrerebbe essere novello Pericle ogni tanto se lo dimentica. Ora, questi novelli senatori saranno anche non più rappresentanti della nazione, ma rappresentanti delle istituzioni territoriali. Io sono qui perché sono rappresentante della nazione e dei cittadini, e come me tutti quanti voi. E io spero che tutti quanti noi si possa sentire con orgoglio, con fierezza, il dato di essere rappresentanti dei cittadini, perché sono i cittadini quelli che fondano le istituzioni e non il contrario, e ricordiamocelo. Ma se non sarà il popolo, chi è che sceglierà questi novelli senatori? Saranno
i campioni di virtù e moralità che abbiamo apprezzato per la loro tenace insistenza a fornir lavoro alle procure di tutta Italia, per dimostrare quanto la partitocrazia sia senza speranza. Saranno i consiglieri regionali a nominare i nuovi senatori. Immagino che dopo gli scandali che hanno avuto come protagonisti proprio tanti consigli regionali, i cittadini saranno molto entusiasti di quest'idea e anche del fatto che questi nominati avranno finanche la stessa immunità dei parlamentari, quindi a nausea si aggiunga nausea, al peggio non c'è mai fine. Grazie ad un emendamento dei relatori approvato in Commissione prima che si decidesse la natura dell'elezione dei membri della novellata Camera, è stato allargato anche ai nuovi senatori il complesso degli scudi costituzionali previsti dall'articolo 68. Così questi componenti del futuro Senato godranno dell'intentico scudo immunitario dei senatori anche nelle loro funzioni da consigliere regionale o da sindaco, essendo prevedibilmente quasi impossibile per un magistrato comprendere se un concussore stia violentando la legge in qualità di senatore o di semplice consigliere regionale. Concluda, prego. Alla faccia del principio di uguaglianza, sindaci e consiglieri regionali che verranno a Roma avranno l'immunità, mentre tutti gli altri sindaci e consiglieri regionali, poverini, no. Questi ultimi giustamente si sentiranno discriminati e potrebbero anche loro avvertire la necessità di richiedere per loro stessi l'attuazione del principio di uguaglianza. Quale spiegazione darete per questo? Mi viene in mente solo la battuta del Marchese del Grillo, semplicemente perché io so io e voi non siete un beep. In questa triste realtà, e concludo, che viviamo oggi per come il governo ha imposto i suoi diktat in Commissione, questa battuta di Alberto Sordi ci fa indignare, ma nel film, detta dal grande Alberto, quella battuta ci faceva ridere, seppur con amarezza. Oggi invece la battuta che voi fate e che fa più ridere, anche e soprattutto voi, anche e soprattutto che vogliono questa immunità, è un'altra: la legge è uguale per tutti. Una battuta, appunto, non una verità, non un principio per cui impegnarsi, una battuta. A questo voi avete ridotto la Repubblica Italiana. E concludo, spero di poter lasciare il testo. È autorizzato a lasciare il testo.